Con Mirko De Cerone 1-1 è arrivato nel momento peggiore forse della gara. Beh, il Forte dei Marmi ha come minimo meritato questo punto. Noi, come dicevo prima della gara, siamo ancora un po' contorti, siamo ancora un po' non so cosa dire, un po' meccanici, ancora c'è tanta ancora confusione e la responsabilità è mia, è solamente ed esclusivamente mia, però dobbiamo darci una sveglia tutti quanti perché comunque abbiamo esperienza per giocare partite come queste e giocare meglio sicuramente di come abbiamo affrontato sta gara. Dispiace perché la cornice di pubblico meritava almeno da parte nostra uno spettacolo migliore, ma il Forte dei Marmi ha fatto un'ottima gara e complimenti a loro. È sembrato mancare la lucidità per il KO, perché sembrava sempre che il Viareggio arrivasse lì a poter trovare la zampata per chiuderla, però oggettivamente è mancata quella zampata. Ma io ti dico, vedendola in diretta mi sembrava che la zampata quasi quasi la prendavamo più che darla, sinceramente. Il Forte dei Marmi, bisogna essere onesti, è stato molto più pericoloso di noi abbiamo creato un poco, e non tramite gioco ma tramite soluzioni forzate personali, così non va, ma ripeto e ribadisco che la responsabilità è mia, perché comunque sia i ragazzi cercano di mettere in pratica un po' quello che lavoriamo in settimana, però non c'è ancora fluidità, siamo ancora un po' bloccati, soprattutto mentalmente, e quello mi preoccupa di più che non del gioco. Bene, io ti ringrazio Mirko, alla prossima. Grazie.